Agrigento, Casteltermine isolata, dice il primo. Non è vero, la risposta dell'ex provincia regionale di Agrigento. Le piogge hanno isolato Casteltermine e l'assessore Totò Scozzari minaccia di rivolgersi al prefetto. Gli ultimi forti eventi atmosferici infatti avevano reso impraticabile anche l'unica arteria di collegamento che era sufficiente, ovvero la strada provinciale di Passo Fonduto, e ciò aveva fatto montare la protesta dell'assessore Scozzari, ma quest'ultima, come da comunicazione ufficiale dell'ex provincia regionale di Agrigento, è stata subito liberata ed è querelle. Non è vero che Casteltermini sia isolata a causa del fango che ha invaso la strada di accesso al comune dell'Agrigentino. Lo smentisce categoricamente il Libero Consorzio, che evidenzia che la massa di fango che si è riversata tra il tardo pomeriggio e la prima serata di ieri sulla strada provinciale 21 Passo Fonduto Casteltermini è stata immediatamente rimossa dal personale stradale del Libero Consorzio di Agrigento. Quest'ultimo, dopo la segnalazione, si è attivato subito per attuare la normale procedura di intervento, ovvero l'apertura di una pista e l'ammasso del fango intriso di acqua al lato della carreggiata in attesa di essere movimentata e rimossa dai mezzi meccanici, altrimenti impossibilitati alla rimozione.